Hanno sfilato in aula i clienti che Roberto Battagello, l'ex vice direttore dell'agenzia di Riesi e Prudencio di Veneto Banca, ha truffato. Un processo che è entrato nel vivo con la fase dibattimentale e che potrebbe arrivare a conclusione già nel prossimo aprile. L'uomo deve rispondere dell'accusa di truffa aggravata dalla contraffazione dei documenti e dall'essersi approfittato della buona fede dei clienti gabbati. In pratica avrebbe architettato un meccanismo grazie al quale avrebbe sottratto agli amici e conoscenti tra i 4 e i 7 milioni di euro. Gran parte delle truffe, almeno quelle commesse fino al 2017, andranno presto in prescrizione, forse già il prossimo maggio. Battagello, reo confesso, ora rischia una condanna fino a 3 anni di reclusione che, considerate le aggravanti, può arrivare anche a 6. Vista l'età, oggi a 70 anni, potrebbe scontare parte della pena ai domiciliari. A portare alla luce la mega truffa le denunce presentate da commercianti e piccoli imprenditori di Riese Pio X. Tutta gente che ha visto andare in fumo i risparmi affidati a quell'uomo. La prossima udienza è stata fissata per il 20 febbraio.